Esame calabrese per il defender Giovinazzo che cerca il tris di vittorie e la maggiore posizione possibile in alto in proiezione Coppa Italia. Dal Pala Panzini un buon pomeriggio da parte di Gianluca Valente. Squadra in campo per il 13° turno del campionato di Serie A2 Elite Girone B. Defender Giovinazzo che ospita nel palazzetto di casa il Cadi Antincendi Futura, in un match che chiude in pratica il girone d'andata, un match che darà indicazioni importanti per cristallizzare la classifica e capire quali saranno le 8 squadre che accederanno al primo turno di qualificazione cammino verso le finali di Coppa Italia. Una classifica che per il momento vede il Giovinazzo quinta forza, quindi ci sono prospettive interessanti per poter potenzialmente anche rientrare nel quartetto delle squadre che giocheranno il primo turno in casa, in caso di vittoria, anche ovviamente di rallentamento da parte di chi precede gli uomini di Gustavo Menini. Stesso discorso vale per l'HD Futura, ottava forza del torneo, che in caso di pareggio sarebbe comunque dentro, ma ovviamente a 3 punti ci sono Canicattì e Pescara e tutto potrebbe cambiare anche per quel che sono poi gli incroci, ma sono situazioni che andremo a vedere soprattutto più in là. Andiamo a leggere le formazioni che daranno vita a questo match. Giovinazzo che si presenta con La Notte, Piscitelli, Fanfulla, Di Fonso, Cutrignelli, Di Benedetto, Marolla, Palumbo, Greco, Tanche, Divanei, Di Capua. Allenatore Gustavo Menini risponde sul versante opposto la KD Futura allenata da Antonino Martino con Parisi, Scopelliti, Pisetta, Onorio, Cadu, Cambareri, Vitigno, Ficara, Pedro Mendes, Falcone, Minella e D'Agostino. Foto di squadra per il defender Giovinazzo, mentre la Futura è già predisposta con il quintetto che comincerà questa partita. Andiamo a ricordare invece quelli che sono gli arbitri di questa gara, vale a dire i signori Gianluca Rutolo di Chieti e Gianluigi Squilletti di Campobasso, mentre il crono è Amedeo La Calamita di Bari. Aspetta solo il fischio della coppia arbitrale per cominciare questo defender Giovinazzo Cadi Antincendi Futura. Programma che oggi, in virtù proprio dell'esigenza della contemporaneità, vede tutte le squadre giocare e scendere in campo alle ore 15. Con Canicattì Benevento, Melilli Taranto, Giovinazzo, Cadi Futura, Cusmolise Mascalucia, Lazio Pescara, Soverato Itria e Sulmona Italpol. Credo, se non ricordo male, che la sola gara tra Cusmolise e Mascalucia comincerà alle ore 16. Gara iniziata da 25 secondi, subito il tentativo da parte di Capitan Piscitelli, pallone alto, e allora andiamo a vedere quelli che sono i quintetti iniziali di questo match. Giovinazzo che si schiera con La Notte tra i pali, poi c'è Capitan Piscitelli, Cutrignelli, Fanfulla e Bernardo Di Fonso, mentre risponde la Futura con Parisi tra i pali. Poi con il 9 c'è Capitano Umberto Onorio con la maglia numero 54, adesso a battere il fallo laterale c'è Falcone, con il 5 c'è Scopelliti e con la maglia numero 8, se non vado errato, ci dovrebbe essere Pisetta come riferimento ultimo adesso in copertura su Fanfulla. Piscitelli, Di Fonso, apertura per Cutrignelli. Giovinazzo, dicevamo, quinto in classifica con 22 punti, 7 vittorie, un pareggio, 4 sconfitte, squadra che reduce dal 4-3 vittorioso in quella di Taranto, gara giocata a Policoro nel Monday Night. È arrivata la seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Menini
dopo l'1-0 all'Italpol. Cutrignelli dalla distanza, Parisi in calcio d'angolo. Seguiamo questa azione prima di andare a ricordare quello che dura Futura, che invece è reduce dal 3-1 casalingo subito ad opera del Soverato. Per la Futura serie aperta di 2 sconfitte consecutive, considerando anche l'ultima trasferta giocata e persa a Melilli, trasferta ovviamente pesante col Melilli che in pratica ha operato la prima vittoria stagionale, andando a 5 punti e lasciando il Mascalucia ultimo a quota 4. Futura, dicevamo, che ottava in classifica a quota 18 punti. Futura che assieme al Benevento è l'unica squadra del giro, sono le uniche 2 squadre del girone B a non aver mai pareggiato. 6 vittorie e 6 sconfitte per la squadra calabrese. Piscitelli, Di Fonso, Giovinazzo che tra l'altro recupera dopo il doppio turno di squalifica di Vanei, mentre il bel tentativo da parte di Fanfulla con, credo, deviazione di Parisi in calcio d'angolo. Arbitro va a parlare con Pisetta e Fanfulla, probabilmente qualche colpo proibito a palla lontana, quindi meglio essere chiari sin dall'inizio. Gioco che riprende, Cutrignelli stoppa male questo pallone, lo apre peggio, per fortuna il rimpallo lo favorisce. La notte, Piscitelli, storico capitano biancoverde. Vediamo questa, l'ultima gara dell'anno solare 2025, quindi ultimo passaggio davanti ai propri tifosi per il defender Giovinazzo. Pressione altissima da parte della Futura. Di Fonso ne esce alla grande con il suo motorino. Ottima la chiusura da parte di Falcone, palla in fallo laterale, primi cambi, fuori Falcone e Scopelliti. Dentro con la maglia numero 14 è entrato Cadu, con il 23 c'è Pedro Mendes. Di Fonso, tunnel a Cadu, palla per Fanfulla, protegge il pallone, lo scarico per Cutrignelli. Piscitelli carica il destro, c'è stata una deviazione ma credo di Fonso, e quindi nessun problema per la compagine di mister Martino, che dà indicazioni ai neoentrati prima di rimettere in gioco il pallone. Onorio tra le linee cerca e trova Cadu. Pisetta, palla in profondità per Onorio, che dice al proprio estremo difensore: guarda il mio movimento. Infatti Onorio andava incontro al pallone mentre Parisi lo aveva lanciato in profondità. Rischia nuovamente Cutrignelli, entrata pericolosissima di Cutrignelli, che inevitabilmente a piedi uniti si va a beccare il primo cartellino giallo della partita. Nel frattempo fuori Fanfulla e Di Fonso, dentro di Vanei e Tanche. E quindi primo fallo della gara al minuto numero 3:13 e primo ammonito. Ovviamente l'arbitro credo che abbia sventolato il cartellino proprio per evitare polemiche da parte della Futura. Il cartellino ci poteva stare serenamente, vista l'entrata a piedi uniti da parte di Cutrignelli. Tanche, in pratica ha cambiato tutto il quartetto di movimento il tecnico giovinazzese Gustavo Menini, dentro anche Greco e Di Benedetto. Di Benedetto protagonista di un ultimo periodo davvero esaltante, coronato lunedì scorso dalla doppietta a Policoro contro il Taranto. Si gira Tanche, varchi chiusi, Di Vanei. Tanche con Di Benedetto, quota 10 gol in campionato, meglio ha fatto solamente Di Fonso a quota 11.
sul fronte opposto il bomber è Umberto Onorio con 9 realizzazioni. Di Benedetto si accentra, palla verso Tanche, si gira, palo esterno di Tanche. Prima occasione capitata sui piedi del brasiliano in maglia numero 51, prima esperienza per lui nel campionato italiano. Onorio, Cadu in profondità, impossibile per Pedro Mendes recuperare questo pallone già rimesso in gioco dal Giovinazzo che riparte da Divanei. Di Benedetto, ancora Divanei, trasmissione in orizzontale, si muove Greco, pallone complicato da far giungere a destinazione, c'erano ben 3 giocatori a fare da schermo, adesso Greco si trova tra le linee, Greco ovviamente giovane, interessantissimo, così come tanti in casa Giovinazzo. Contropiede Futura, palla in avanti, tocco di Pedro Mendes, la notte, poi Onorio determinante. La chiusura della retroguardia con Onorio costretto ad alzare il pallone. Ho avuto un dubbio anche su un possibile tocco di testa da parte di Greco, gli arbitri hanno assegnato la rimessa da fondo campo, dicevamo Greco protagonista dell'ultima vittoria casalinga 1-0 contro l'Italpol, rete proprio di Greco. Di Benedetto, Divanei, cercare nuovamente in profondità Greco, pallone complicato da far giungere a destinazione perché chiude bene i varchi in fase di non possesso la Futura. Superato il quinto minuto di gioco, trasmissione di palla errata, Onorio con il petto, la notte, bravissimo. Già secondo intervento decisivo da parte di Alessandro Lanotte dopo la chiusura a croce su Pedro Mendes, adesso parata con il petto su Umberto Onorio. Ovviamente poche presentazioni da fare per uno dei giocatori che negli ultimi 15-20 anni ha fatto la storia del futsal italiano, vincendo di tutto con la maglia della Luparense e vincendo anche un europeo con la nazionale italiana. Qualità da vendere per Umberto Onorio, che da un po' di anni a questa parte è diventato il simbolo, il punto di riferimento della polisportiva Futura. Quest'anno cade antincendi. Futura che riparte dalle retrovie con il lancio di Parisi in avanti, recupera il pallone, tiro da parte del neoentrato Ficara, in 2 tempi la notte, ha già aperto verso Greco. Divanei prova ad alzare i ritmi, palla in profondità verso Tanche che si allunga il pallone in fallo laterale. Pronto a tornare in campo Giuseppe Scopellitti con il numero 5. Vediamo al posto di chi. Minella per Parisi. Ancora lancio in profondità, bloccato in maniera sicura dalla notte. Greco sbaglia un passaggio semplice a cercare in orizzontale Divanei, chiede scusa il 27. Pisetta pronto a rimettere in gioco il pallone per i suoi. Minella, Pisetta in avanti a cercare Ficara. Gabriele Ficara, classe 2005, in campo con la maglia numero 21. Diciamo classifica che vede il Benevento a più 5 sulle inseguitrici, 30 punti Benevento, poi 25 Lazio e Sulmona. Segue il Taranto a 23, poi Giovinazzo a 22, Canicattì e Pescara a 21, 18 per la Futura, 15 Soverato, poi a 12 punti c'è il Cusmolise, 10 in coppia Itria e Italpol, 5 punti per il Melilli, 4 per il Mascalucia che chiude la classifica. Altro lancio errato di Parisi, Ficara non arriva sul pallone, allora il neoentrato Alessandro Palumbo può rimettere in gioco il pallone per i biancoverdi di casa. Di Benedetto.
Di Vanei, ancora per Di Benedetto, determinante la chiusura in scivolata da parte di Pisetta. Ha funzionato bene l'asse di destra del Giovinazzo sullo scambio di Vanei Di Benedetto. Adesso Palumbo incoccia il suo tiro sulle gambe avversarie. Di Vanei alza il pallone in avanti verso Tanche, vince la lotta con Pisetta, tiene botta, dribbling su Scopelliti, poi arriva Pisetta in un secondo momento a sparacchiare via il pallone. 7 minuti 35 secondi sul cronometro, sempre 0-0 tra Giovinazzo e Futura. Di Vanei, Di Fonso, triangolazione con Palumbo che non va a buon fine perché capisce tutto Pisetta, che poi riparte in contropiede, aspetta il supporto dei compagni, aspetta troppo, arriva la chiusura da parte di Palumbo. Fuori Pisetta, dentro nuovamente Onorio. Minella la battuta. Onorio, pressione di Di Fonso, Parisi con i piedi, dribbling su Di Fonso, poi in qualche modo riesce a far giungere il pallone a destinazione ad Onorio. Minella sale pallapiede sulla destra, prova a superare Tanche che si frappone tra l'avversario e il pallone. Applausi da parte del pubblico di casa per Tanche che torna in panchina, nuovamente dentro Fanfulla. Gara che scivola via serenamente, pochi gli spunti sul nostro tabellino per un primo tempo nel quale è stato grande equilibrio. Minella apre in avanti verso Ficara che non riesce però a tenere in gioco il pallone, non sta funzionando in maniera precisa l'uscita pressing da parte degli uomini di mister Martino. Palumbo, Di Vanei, Di Fonso a spazio, il diagonale, strepitosa risposta volante di Parisi, palla in calcio d'angolo. Ancora Di Fonso, ancora Parisi, ma non è finita, anzi sì, pallone in fallo laterale. Proiezione offensiva che non termina però. Di Fonso all'indietro per Di Vanei, sale in pressione la Futura, Palumbo raddoppiato in maniera efficace. Di Vanei, sterzata con varchi chiusi tra le linee, c'è Fanfulla, si allunga pericolosamente la sua maglia. Per gli arbitri si può proseguire, ha rischiato qualcosina Scopelliti. Minella mette giù un pallone non semplice, poi sbaglia però il lancio a cercare Falcone. Giovinazzo che riparte da Cutrignelli, pallone sul secondo palo ma non c'erano compagni e quindi nulla di fatto. Squadre che hanno ancora a disposizione il time out questo primo tempo che è giunto al minuto numero 9:35. Falcone, palla in profondità da parte di Scopelliti, non ci sono compagni, sicuramente non il momento più bello della partita, tanti errori con le due squadre che preferiscono non scoprirsi. Un leggero predominio territoriale da parte del Giovinazzo che prova maggiormente a fare la partita, ma con Parisi che francamente non ha corso grandi pericoli sino ad ora. Fanfulla si trascina il pallone oltre la linea di fallo laterale. Falcone, Onorio chiuso bene da Fanfulla che poi si addormenta, non ne approfitta Falcone. Un
pallone a metà strada tra un diagonale e una palla sul secondo palo. Cadu di sicuro ha sbagliato a non credere su quel pallone. Cutrignelli fa tutto da solo. Cutrignelli, palla che rimane lì, Fanfulla la recupera, Palumbo ancora verso Cutrignelli. L'ultimo tocco è del 17 biancoverte con la carambola effettuata da Onorio. Cadu per Onorio, ancora Cadu. Scopelliti, Falcone tenta di rubare un tempo a Cutrignelli, pallone deviato dall'ex Capurso. Un ritorno a Giovinazzo per Nicola Cutrignelli. 2 gol all'esordio per lui. Giocatore che probabilmente dovrà usare anche la pausa natalizia per entrare ancora più negli schemi di Gustavo Menini. Cadu si allunga il pallone, ne approfitta Palumbo che serve proprio a Cutrignelli. Altro errore del 17. Situazioni che si sono ripetuti anche nella gara contro l'Italpol. Cadu. Pescato Onorio che ha già visto se c'è un compagno in mezzo. Arriva Falcone, tentativo stoppato, ancora Falcone apre verso Scopelliti, capisce tutto Fanfulla che con l'esterno serve Di Fonso. Si allunga la maglia di Di Fonso, tutto regolare secondo i direttori di gara. Vediamo se arriverà un fallo retroattivo oppure no. Così non è e quindi rimessa Giovinazzo. Quando mancano 8 minuti e 51 secondi all'intervallo. Pisetta dentro, fuori Giuseppe Scopelliti. Palumbo. Cutrignelli, ancora per Palumbo. In profondità per Fanfulla, prova la deviazione. Onorio si lamenta per una trattenuta di maglia, l'arbitro dice di proseguire. Parisi in profondità, Pedro Mendes non arriva sul pallone. Di Fonso si propone tra le linee Cutrignelli, la palla va dalle parti di Alessandro Palumbo. Cutrignelli, Palumbo a cercare Fanfulla, prova da posizione decentratissima il tiro verso la porta, pallone che termina a fondo campo. Partita che ha bisogno di un episodio per stapparsi. Tentativo di Cadu che trova la deviazione di Di Fonso, rimane quindi proiezione offensiva alla squadra calabrese. Torna in campo Luca Stanche. Onorio alla battuta, movimento in aria, pallone che arriva a destinazione. Pedro Mendes non riesce a calciare in maniera potente e quindi nessun problema per il Giovinazzo. Cutrignelli in avanti, altro tentativo errato a cercare Tanche, sbagliata la misura. Adesso lo stesso 17 giovinaziese va in chiusura sul possibile lancio di Pisetta. Onorio all'indietro verso Parisi, rischia qualcosino, pallone piuttosto corto. Piscitelli per Bernardo Di Fonso, ancora Piscitelli, triangolazione con Tanche, pallone profondo. Andiamo a vedere qualche aggiornamento con Canicattì Benevento che sono sull'1-1, vittoria momentanea dell'Itria 3-1 a Soverato, così come dell'Italpol a Sulmona, quindi ci sono già delle novità interessanti per quel che riguarda la classifica. Ma noi torniamo in presa diretta con Cutrignelli chiuso da Cadu. Proteste da parte del pubblico e di casa della panchina biancoverde per un calcio d'angolo assegnato alla Cadi Futura. Il contatto che ha visto protagonista Cutrignelli. Pedro Mendes, Pisetta, palla di poco a lato
primo vero tentativo offensivo da parte degli ospiti dopo il doppio intervento da parte di Lanotte. Passato qualche minuto, è tornato a farsi vedere in zona d'attacco la squadra oggi in maglia arancio. Piscitelli, Tanche, cerca e trova Marolla che prova a fare tutto da solo tra 3 avversari. Ancora Marolla, lotta, il rimpallo favorisce Onorio che mette ordine alle giocate dei suoi. Pisetta, pallone impossibile da raggiungere per Pedro Mendes. Scopelliti parla con Martino prima di entrare in campo. Cutrignelli, Tanche, tocca il pallone di testa, lo tocca anche all'indietro Pisetta. Gioco facile per Parisi che ha già messo in moto Onorio, si aggancia a lui Marolla, rimpallo che favorisce Tanche, contropiede Giovinazzo, ancora Tanche, Cutrignelli, ancora Tanche, recupera il pallone, 2 avversari in scivolata impediscono il tentativo a rete. Piscitelli, Cutrignelli prova a superare Cadu che devia il pallone in calcio d'angolo. Problemi per Cadu che rimane sdraiato sul parquet del Palapanzini. Si rialza prontamente per lasciare il posto a Minella mentre Scopelliti rimane là in zona cambio. Pronto anche a tornare in campo Torre Di Benedetto per il Giovinazzo. Piscitelli, pallone alto, nulla da fare per il defender con Cutrignelli che si accomoda in panchina. Parisi con le mani, ancora in profondità, ancora verso Pedro Mendes, nuovamente anticipato da Piscitelli, anche se il Giovinazzo non riesce ad approfittarne e quindi il possesso torna nuovamente tra i piedi dei giocatori della Cadi Futura. 6 minuti 1 secondo ancora da giocare, risultato inchiodato sullo 0-0. Pedro Mendes, Pisetta, si torna indietro, cerchio di centrocampo, ancora Pedro Mendes, Minella, rimpallo che favorisce Di Benedetto, arriva anche Marolla in supporto, si agganciano Marolla e Pisetta, tutto regolare, gli arbitri lasciano proseguire. Proteste da parte della panchina giovinazzese. Piscitelli, Di Benedetto verso Tanche che difende il pallone, il problema di girarsi, lo fa però Tanche, risponde nuovamente presente Parisi. Piede caldo oggi per Lucas Tanche. Piscitelli, sforbiciata di Piscitelli, pallone che però termina direttamente in fallo laterale. Da apprezzare il coraggio del capitano del defender Giovinazzo, mentre Scopelliti lascia il posto al numero 18, Andrea Cambareri, classe 2006. Fisico importante per Cambareri. Pisetta cerca in avanti Ficara e lo trova, ancora Pisetta, pallone nell'area di rigore, Cambareri con l'esterno, pallone a fondo campo. Buono lo scarico anche da parte di Minella. Di Benedetto riparte per il Giovinazzo quando mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Marolla sbaglia nel tentare di servire in avanti Tanche. Primo tempo che sino ad ora è stato contraddistinto davvero da tanti errori tecnici da ambo le parti. Minella scaraventa via il pallone sulla pressione di Di Benedetto, una squadra schiacciata, non riusciva a trovare un riferimento in attacco. C'era sì
nella metà campo Ficara, mi era davvero complicato servirlo, ma credo che Minella non abbia avuto la possibilità di uscire in maniera organica. Tanche Di Benedetto, chiusura efficace di Pisetta che sta leggendo benissimo Divanei. Di Fonso, chiuso benissimo da Cambareri. Di Benedetto, il diagonale, Pisetta in due tempi l'allontana, bravo anche a far carambolare la sfera sulla gamba destra di Tanche. Pisetta a cercare in avanti Ficara, capisce tutto Divanei, ma il pallone è carambolato già dalle parti di Parisi che ha innescato Minella. Non riesce a servire in avanti il numero 21 Ficara e allora è Giovinazzo con Di Fonso. Di Benedetto centralmente, si allunga il pallone, calcia lo stesso, ma Parisi c'è. Di Fonso alla battuta del corner, movimento di Tanche all'indietro Di Benedetto, piattone che va dritto fuori almeno un metro alla destra della porta di Parisi. Lancio in profondità, bravo Lanotte ad anticipare Ficara, guadagna metri la K di Futura per battere questa rimessa laterale. Ancora Pisetta, tiro rimpallato che favorisce la possibile ripartenza di Di Fonso, chiuso con i tempi giusti da Cambareri. Biancoverdi che ripartono dal barlettano Salvatore Di Benedetto. Anche per lui si tratta di un ritorno a Giovinazzo, bella la triangolazione con Di Fonso. Poi arriva Pisetta che calcia il pallone sul tetto del Palapanzini. Tanche si gira, Pisetta però gli ruba il tempo e allora Lanotte recupera il pallone, serve Berni Di Fonso, lascia sul posto Cambareri, è partito Di Fonso, Cambareri però torna e chiude in fallo laterale. Arbitro che ferma il gioco per andare a chiarire un po' la situazione tra Tanche e Ficara, credo, se non ho visto male. Sì, così è. Non credo che abbia funzionato molto il rimbrotto dell'arbitro, che ovviamente poi potrà mettere mano ai cartellini se i due non eseguiranno le indicazioni. Adesso si agganciano Ficara e Divanei. Attenzione, il gioco è già ripreso, si gioca con il gioco fermo dalle due parti, vediamo un po' di confusione, arriva il giallo per Divanei e il giallo per Ficara. Animi che si scaldano nel finale di primo tempo. 3 gli ammoniti della partita. Un'anomalia considerando che è stato fischiato appena un fallo. Cutrignelli e Divanei, cartellini gialli per il Giovinazzo, Ficara per la K di Futura. E Ficara inevitabilmente diventa adesso il riferimento da parte dei tifosi che non hanno preso bene lo scontro con Divanei. Arriva il time out chiamato dalla panchina del Giovinazzo.
Si torna in campo mentre arrivano altri aggiornamenti con il Taranto avanti 1-0 a Melilli. Probabilmente anche opportuno il time out chiamato poco dopo lo scontro Ficara-Divanei che aveva preceduto quello tra lo stesso Ficara e Tanche. Ancora 3 minuti e 12 secondi da giocare. Divanei si coordina bene, manca la precisione, pallone alto. Parisi per il più vicino Umberto Onorio. Falcone. Di prima intenzione Pisetta prova a rubare il tempo a Fanfulla dopo lo scarico di Scopelliti. Fuori Divanei, dentro Palumbo. Di Fonso. Pressione alta da parte di Onorio. Sbaglia tutto Palumbo, pallone in fallo laterale. C'è sicuramente da registrare qualcosa nel corso dell'intervallo. Sono stati tanti gli errori da parte del Giovinazzo, non con una pressione costante, mentre Pisetta incorre nell'infrazione di 4 secondi e quindi regala una rimessa al Giovinazzo. Sul fronte opposto invece Cadi Future che è andata in difficoltà proprio per la pressione altissima sul portatore di palla in uscita pressing da parte del Giovinazzo. Cutrignelli, scivola Falcone, palla per Fanfulla, lotta con Pisetta, palla che rimane là, allontana il pericolo Scopelliti. Fanfulla si lamenta per una trattenuta da parte di Pisetta. La maglia la vediamo allungarsi, ma non è la prima volta e quindi Fanfulla deve anche un po' adeguarsi a quello che è il metro di giudizio operato oggi dalla coppia Rutolo-Squilletti. Di Fonso. Palumbo. Tunnel, palla verso Fanfulla, il ritorno non è dei migliori. Di Fonso però rimette in gioco un pallone non semplice. Scucchiaiata all'indietro verso Nicola Cutrignelli. Pisetta lo segue. Palumbo. Di Fonso. 2 ancora da giocare. Falcone anticipa Fanfulla, ma il pallone ancora per il Giovinazzo con Cutrignelli. Il piccolo trotto, poi apre verso Di Fonso, pallone troppo arretrato, Di Fonso non riesce a raggiungerlo, rimessa Cadi Futura. Scopelliti per Onorio, Cadu, Falcone lascia sul posto Palumbo, poi arriva il supporto di Di Fonso che recupera palla, ancora Di Fonso sbaglia la scelta, si stava proponendo in avanti Cutrignelli, ha cercato la sterzata, è arrivata la chiusura proprio di Cadu. Mentre altro capannello proprio sotto la nostra postazione, proprio nella zona in cui c'è il cronometrista. Credo sia Pisetta ad essere rimasto per terra, con Fanfulla che è andato a cercare di rialzarlo. Subito è arrivato Scopelliti come per dire stai al posto tuo. Anzi no, si trattava di Andrea Falcone che si tocca il volto. Rimane però in campo. 100 secondi ancora da giocare. Non ci si schioda da questo 0-0 al palla Panzini. Cutrignelli a cercare in avanti Fanfulla, pallone deviato da Scopelliti, rimessa defender Giovinazzo. Di Fonso, deviazione nuovamente da parte di Scopelliti, si passa da rimessa a corner. Anzi, rimessa laterale. Di Fonso, pallone all'indietro verso la notte.
Lancio in profondità, Parisi allunga in qualche maniera, Onorio mette giù il pallone, Agnelli, palla vagante che calcia via lontano Palumbo. Partito Onorio, contromovimento, Falcone alla battuta, eccolo a cercare Onorio, pallone irraggiungibile per il capitano della Cadi Futura. Cutrignelli, Di Fonso, Fanfulla, protegge il pallone da Scopellitti, l'imbucata, Parisi respinge con il piattone, 58 secondi ancora da giocare. Cutrignelli, chiuso da Falcone, nuova rimessa laterale. Scarico per Di Fonso, la puntata centra in pieno Scopellitti, ma non è finita ancora Alessandro Palumbo. Si allunga il pallone pericolosamente, riesce con l'esterno a servire Fanfulla. Lotta con Onorio, l'ultimo tocco è del capitano della Cadi Futura. Cutrignelli, Di Fonso, Palumbo, chiude Cadu su Di Fonso e poi sbaglia tutto Falcone, un pallone semplice da mettere sulla sinistra. Azione sprecata da parte di Falcone che si mette le mani nei capelli. Un occhio al tabellone per Di Fonso che segna 21 secondi alla fine. Cadu getta sulle balaustre Di Fonso che non l'ha presa affatto bene. Palumbo arretra come per aprire un po' le maglie nella retroguardia della Cadi Futura. Di Fonso, Cutrignelli, fallo assegnato in favore del Giovinazzo. A 7 secondi dalla fine del primo tempo arriva la prima infrazione della Cadi Futura. Proteste sul punto di battuta, Onorio si impunta, l'arbitro va a parlare con il capitano come per dire basta, ho deciso io dove mettere il pallone. Palumbo e Cutrignelli sul punto di battuta. Distanza che non è quella regolamentare. Vicinissimo Onorio, parte Cutrignelli che centra in pieno Onorio ovviamente. Strana questa situazione dallo stesso Cutrignelli che non si è lamentato dalla distanza. Fatto sta che si riprende con una rimessa laterale, ancora 6 secondi e spiccioli. Di Fonso, pallone respinto da Cadu. Attacca un po' per inerzia in questo finale di primo tempo il Giovinazzo. Ancora Di Fonso, palla che Fanfulla fa scivolare ma che termina fuori. Onorio decide di non lanciare, preferisce andare al riposo con il risultato di 0-0 tra defender Giovinazzo e Cadi Futura. Palumbo bisticcia con Pedro Mendes, arriva l'arbitro a dire di smetterla, animi caldi, si va negli spogliatoi in parità a risentirci per il secondo tempo.
Nuovamente collegati con il Palapansini per seguire insieme il secondo tempo di Defender Giovinazzo Cadi Futura. Gara valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie 2 Elite Girone B. Si riparte dallo 0-0 maturato nei primi 20 minuti effettivi di gioco. Il primo tempo in cui c'è stata tanta buona volontà, anche alcuni tentativi a rete pregevoli, ma tante sbavature da una parte e dall'altra, soprattutto dal punto di vista della fase tecnica più che dell'impostazione tattica. Errori banali, palla in orizzontale, situazioni che con il passare dei minuti si sono anche susseguite con una certa costanza, probabilmente anche con la stanchezza che ha caratterizzato il match. Gara ripartita da 26 secondi, primo tentativo dalla distanza, Parisi in calcio d'angolo, se ne occupa Di Benedetto, all'indietro per Tanche, ancora bravissimo Parisi, ma non è finita, ancora Tanche, ancora Parisi, partito fortissimo il Giovinazzo, bravo Parisi a farsi trovare pronto, non è mai facile al ritorno in campo dopo l'intervallo. Divanei, pallone alto, Parisi giocatore di comprovata esperienza oltre che di grande qualità. Onorio, la pressione di Divanei, vediamo di chi è l'ultimo tocco, di Onorio che scaraventa il pallone in fallo laterale. E ora Falcone, Scopelliti, Onorio, Pisetta e Parisi per la Cadi Futura. Falcone intercetta un pallone, parte in contropiede Falcone, Falcone, devia la notte, recupera Divanei, recupera ancora Falcone su Tanche, Onorio, Falcone all'indietro per Pisetta, sui talloni di Tanche. Giovinazzo che risponde con La Notte, Piscitelli, Di Benedetto, Divanei e Luca Stanche. Onorio, Scopelliti, Falcone, Pisetta, colpisce in pieno volto Piscitelli. La distanza ravvicinata. Il pallone da futsal da quella distanza fa male, quindi ovviamente subito in campo staff sanitario del Giovinazzo per sincerarsi delle condizioni di Angelo Piscitelli, intramontabile capitano del Defender Giovinazzo, classe 1987. Gioca ancora con la freschezza di un ragazzino Piscitelli. Approfittiamo anche per darvi un aggiornamento in questo avvio di ripresa, in questo turno di campionato numero 13 che decreterà le 8 squadre che si qualificheranno al primo turno di Coppa Italia. Canicattì Benevento 1-1, pari del Melilli, quindi 1-1 contro il Taranto, 0-0 Giovinazzo Cadi Futura, Pescara che vince 3-1 in casa della Lazio, Itria che vince 4-3 a Soverato, Sulmona Italpol 3-1 e Cusmolise Mascalucia che comincerà tra un minuto, esattamente alle ore 16. Onorio subito servito in avanti, si scontra con Di Benedetto, l'ultimo tocco è di Onorio, se La Notte rimette in gioco il pallone. Io ho visto una carambola che andava sulla schiena di Di Benedetto, secondo gli arbitri no. Arbitri che ricordiamo sono i signori Gianluca Rutolo della sezione di Chieti e Gianluigi Squilletti proveniente dalla sezione di Campobasso, mentre il crono è Amedeo La Calamita della sezione di Bari. Bisognerà asciugare il parquet dopo la caduta di Onorio.
Trascorso 1 minuto e 28 secondi dall'inizio della ripresa. Si è partiti forte, non sono arrivati gol, ma le intenzioni sembrano quelle giuste. Divanei, Greco, Di Benedetto. Prova a superare Kadu, si torna dalle parti di Divanei. Tanche. Divanei orchestra una nuova azione offensiva del defender Giovinazzo. Di Benedetto raddoppiato, tiene comunque palla. Divanei, Tanche, Di Benedetto, suolata, Di Benedetto ancora, poi Tanche, pallone fuori. Azione manovrata da parte del defender Giovinazzo. Questa volta non ha cercato l'irruenza, ma la trama di gioco. Parisi, cercare Pisetta. Ottimo il controllo da parte di Pisetta. Onorio prova ad autolanciarsi, arriva il tocco di Divanei che ferma la giocata di Umberto Onorio. Fuori Tanche, dentro Flavio Fanfulla. Scopellitti. Cadu a cercare in avanti Onorio, chiuso. Onorio cerca di scuotere i suoi, mentre Pedro Mendes prende il posto di Pisetta. Eccolo cercare di controllare il primo pallone, palla all'indietro che termina in fallo laterale. Greco alla battuta. Si prepara Di Benedetto, vediamo se il pallone andrà dalle sue parti. Così è, ancora Di Benedetto. Fanfulla anticipato, ma è ancora Divanei per il Giovinazzo. Di Benedetto lo aspetta Scopellitti, avversario non semplice da superare per il Barlettano in maglia numero 18. Divanei trova Fanfulla, chiuso da Cadu, addirittura da 4 giocatori. Onorio tiene botta, carica e poi sul secondo palo trova Pedro Mendes che deve solo spingere in rete il tiro che vale l'1-0 della Cadi Futura. Tre minuti 4 secondi. Pedro Mendes sblocca il risultato, ma qui c'è da evidenziare più volte la spettacolare giocata di Umberto Onorio, che ha rallentato con i tempi giusti. Divanei nel frattempo, pallone a fondo campo, dicevamo Onorio con i tempi giusti ha rallentato, ha visto arrivare sul secondo palo Pedro Mendes e ha messo un pallone perfetto. In pratica Pedro Mendes ha dovuto solamente mettere il piede, la palla se n'è andata in porta serenamente. Grandissima giocata di un talento come Onorio. Bravo Pedro Mendes. E Cadi Futura che sblocca il risultato al Palapanzini. Attenzione, Greco rischia, Pedro Mendes tutto solo, ancora la notte. Onorio, Pedro Mendes di petto, Cadu per lo 0-2, raddoppio dei calabresi. Incredibile quanto accaduto nel minuto numero 3 di questa ripresa, con la Cadi Futura che si porta sullo 0-2 con Pedro Mendes e Cadu che hanno non solo sbloccato la partita, ma consentono alla squadra di Martino di allungare con 2 gol di vantaggio al Palapanzini. Ora palla che rimane lì
Scopelliti, palla in profondità, ora anticipato da Divanei. E adesso davvero si fa complicata la situazione per il Giovinazzo, che ha 15 minuti e 34 secondi per rimettere in sesto una partita che sino ad ora è davvero complicata, ed è emblematico questo controllo errato di un Cutrinielli fino ad ora in giornata no. Attenzione, ci sono problemi per la notte, che si tocca la coscia destra. Problemi di natura fisica per l'estremo difensore del Defender Giovinazzo. Ovviamente una situazione che non ci voleva in questo momento di difficoltà, con la notte che tra l'altro in occasione del gol dello 0-2 aveva compiuto un'autentica prodezza su Pedro Mendes, aveva evitato un 2 contro 0. Poi la situazione con il susseguirsi degli eventi ha trovato il gol di petto da parte di Cadu. La notte claudicante abbandona il campo, dentro Stino Di Capua. Tra gli applausi Di Capua entra in campo, vediamo se sarà un approccio momentaneo oppure la notte rientrerà. Poco cambia nelle dinamiche di un Giovinazzo che ha due validissimi portieri. Di Fonso, Cutrinielli, Falcone intercetta la chiusura della triangolazione. Onorio, chiuso da Cutrinielli, arriva Falcone, rimessa Cadi Futura. Non semplice per Di Capo adesso entrare a freddo così all'improvviso in una partita complicata anche dal punto di vista psicologico. Eccolo il primo intervento ad anticipare sia Cutrinielli che Onorio. Palla in fallo laterale. Cinque minuti volati via. Cadi Futura avanti 2-0 al Pala Panzini. Minella chiuso da Fanfulla. Di Fonso cerca Fanfulla, pallone recuperato da Minella. Falcone, Onorio all'indietro per Minella, varchi chiusi, c'è Divanei, sbaglia Fanfulla, altro errore del Giovinazzo, ne approfitta la Cadi Futura. Fuori Falcone, dentro Cadu. Onorio, Minella, Onorio chiuso da Cutrinielli in maniera determinante. Di Fonso lascia sul posto Minella, forse c'era fallo, palla in mezzo, Cutrinielli da 0 metri la mette fuori, incredibile. Giocata illuminante di Divanei, che non ha calciato, ha preferito servire Cutrinielli centrale con ormai Parisi battuto, ha aperto troppo il piattone, pallone fuori. Che occasione fallita da Nicola Cutrinielli. Nel tempo Onorio rimane dolorante all'interno della propria porta. (14 minuti 27 secondi ancora da giocare). Cadi Futura avanti 2-0 al Pala Panzini di Giovinazzo. È accaduto tutto nel terzo minuto. 3-0-4 gol di Pedro Mendes, 3-40 gol di Cadu. Rimane dolorante Onorio, che però
non abbandona ancora il rettangolo di gioco. La partita prima o poi dovrà ovviamente riprendere e l'arbitro lo fa capire a Umberto Anorio. Dentro Scopelliti e il gioco può finalmente riprendere. Parisi in profondità, si allunga la maglia di Palumbo in maniera pericolosa. L'arbitro lascia giocare, ma è stato anche il leitmotiv della prima parte di gara. Pisetta si coordina il pallone che viene recuperato da Palumbo, lo mette giù Di Benedetto, sale di gran carriera Di Benedetto. Dalla distanza ancora Tanche, lotta con Scopelliti, il pallone termina a fondo campo, rimessa Cadi Futura. Ficara non arriva sul pallone, Futura che fuori casa ha una serie aperta di 4 sconfitte consecutive, non vince lontano da casa dall'11 di ottobre. Vittoria per 3-2 in quel di Mascalucia. Pisetta, Cadu in avanti verso Ficara, fallo in attacco, confronti di Palumbo, prima infrazione dalla ripresa. Di Fonso, Di Benedetto, Palumbo, Tanche, Di Fonso, ancora per Di Benedetto, questa volta da banda destra, tunnel a Daku, poi forse manata sul volto di Di Benedetto, arriva il cartellino giallo per Daku. Proteste da parte della panchina della Cadi Futura. Cadu ammonito, secondo fallo. Continuano le proteste da parte di Martire dalla panchina. Disperato Martino per questo giallo. Piscitelli sul punto di battuta. Arriva anche Tanche, vediamo come intende sfruttare questo calcio piazzato e defender Giovinazzo. Con Parisi che ha eretto il fortino a difesa dalla propria porta. Di Fonso, Palumbo e la retroguardia della Cadi Futura si salva. Chiama lo schema Bernardo Di Fonso. Di Benedetto mette giù con la coscia il pallone, Palumbo a sostegno. Di Fonso, Tanche all'indietro, Palumbo, la puntata sugli stinchi di Cadu, ma ancora Di Benedetto, reclama palla Di Fonso. Tanche perde il pallone, Cadu lo allontana. Fase difensiva della Futura davvero ottima, almeno sino ad ora. Di Benedetto, Di Fonso non riesce a rubare il tempo a Ficara. Di Benedetto, Palumbo in pieno centra Pisette, chissà che Menini non cominci a pensare a un power play. Tanche, Di Fonso, di prima intenzione Di Benedetto, cerca Tanche, pallone fuori. Scopelliti alleggerisce dalle parti di Ficara che arpiona il pallone, bravo poi a mandarlo all'indietro verso Cadu, chiuso a sua volta da Di Benedetto, ma il possesso è in favore della Futura. 12 minuti 16 secondi da giocare,
Futura avanti 2-0 a Giovinazzo. Difonso recupera una palla vagante, Tanche non riesce a controllarla, interviene Pisetta. Un po' di confusione in fase cambio. Dentro nuovamente Umberto Onorio, che sembra essersi ristabilito. Di Benedetto prova a superare Cadu, arriva il supporto Pisetta, pallone fuori dal rettangolo di gioco. Difonso, Tanche, Giovinazzo che ha bisogno anche di un'iniezione di fiducia, un gol per ravvivare nuovamente le proprie speranze, anche il sostegno del pubblico. Inevitabilmente complice anche il risultato, in questo momento segue in silenzio Difonso e poi Divanei sotto porta, la alza, altro gol divorato dal Giovinazzo. Parisi in profondità, Falcone la controlla, l'ultimo tocco è di Torre Di Benedetto, rimessa futura. Onorio, Pisetta, ancora Onorio, Tanche va in pressione, guadagna una rimessa laterale Giovinazzo, Giovinazzo che adesso ha nella mente anche i due gol clamorosamente falliti sotto porta, prima da Cutrinielli e poi da Divanei. Difonso, ancora Divanei, cerca Tanche, mischia, pallone che Pisetta sparacchia via lontanissimo, pallone che tocca il tetto del Palapanzini come da regolamento, rimessa Giovinazzo. Di Benedetto centra in pieno Falcone, ancora Di Benedetto perde l'attimo buono per calciare, non scarica, arriva Falcone. Scelte sbagliate in questo finale, in questi ultimi minuti di gioco. Divanei, Falcone anticipa il numero 84 che poi va a battere la rimessa laterale. Tanche, Di Benedetto si gira, ancora Divanei, arriva Falcone a disarcionare Divanei. Onorio tiene in campo il pallone, lo protegge, chiusura di Difonso, ma guadagna metri e un fallo laterale Umberto Onorio. Fanfulla dalla distanza, il tiro, il pallone fuori. Chiede scusa Onorio per uno scarico errato che ha favorito l'iniziativa di Flavio Fanfulla. Pisetta, pallone in profondità, Stino Di Capo lo recupera per servire immediatamente Difonso, mentre dalla panchina Menini dà indicazioni a Di Benedetto e Palumbo. Non vedo però movimenti da power play. Difonso si accentra, apertura per Divanei, sterzata di Divanei, ancora per Difonso, vediamo se arriva l'imbucata. Sì, Cutrinielli, la palla rimane lì, la recupera Onorio che poi se la trascina in fallo laterale. Ancora Giovinazzo, Fanfulla prova a girarsi, il rimpallo favorisce ancora Onorio. Pisetta, chiuso da Difonso, rimessa a Cadi futura. Nei rimpalli il pallone decide di andare sempre tra i piedi di Umberto Onorio. Cadu, Parisi, tra le braccia di Capua, che serve il più vicino, Difonso. 9:30 da giocare, siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. Futura avanti 2-0 a Giovinazzo. Divanei, Cutrinielli,
Ancora Di Fonso. Cutrinielli in pratica difende negli ultimi 10 metri. Arriva Di Fonso. Onorio dopo la parata di Parisi. Divanei, deviazione di Cambareri, ma Parisi in calcio d'angolo. Di Fonso di tacco ci prova Fanfulla, pallone alto. E ancora una volta tiene botta il muro calabrese. Onorio. Fermato da Di Fonso, Fanfulla. Di Fonso. Chiusura di Cadu. 8,50. Il cronometro è amico della futura in questo momento. Cutrinielli. Di Fonso. Sta dando un gran da fare. Di Fonso. Trovare il varco giusto per provare quantomeno a riaprire questa partita. Sbaglia Cutrinielli. Minella tiene in campo il pallone. Chiusura determinante di Di Fonso. Poi scontro tra Cambareri e Cutrinielli. Si continua a giocare con Cambareri per terra. Divanei apre per Di Fonso. Onorio recupera il pallone e la mette fuori per soccorrere il compagno. Problemi per Andrea Cambareri. Che però sembra essersi ristabilito. Cutrinielli che restituisce sportivamente il possesso alla futura, che riparte da Onorio. Scivola Pedro Mendes, ne approfitta Cutrinielli. Poi l'ultimo tocco è di Onorio. Divanei. Fanfulla, sbaglia il controllo. Parisi, suolata proprio su Fanfulla. Poi con l'esterno a cercare in avanti Cadu, ma trova Divanei, Di Benedetto. Cutrinielli. Stiamo per entrare nella fase finale del match. Cutrinielli si allunga il pallone, poi il diagonale, pallone che era già uscito prima. Cutrinielli ricorda che non ha molto tempo per parlare, bisogna recuperare. Comincio a intravedere Di Fonso con la maglia da power play. Pedro Mendes lotta con Cutrinielli, alla meglio. Fallo ai danni di Cutrinielli e cartellino giallo. Nei confronti di Minella. Quinto ammonito del match, mentre la futura sale a quota 3 infrazioni e arriva il power play per Di Fonso. Quanto mai opportuno, soprattutto perché la futura in pratica sta difendendo negli ultimi 10 metri. Tanto vale per Minini buttare nella mischia il quinto di movimento, cercare quantomeno di allargare le maglie di una fase difensiva della futura sino ad ora pressoché perfetta. Divanei, applauso ritmato da parte del pubblico di casa che ci crede e fa bene, perché manca ancora una vita nel futsal. Le partite sono state ribaltate nel giro di pochi secondi, figuriamoci in 7 minuti e 20. Cutrinielli, Di Fonso, Tanche, Di Fonso, Divanei, ancora Di Fonso. Lungo possesso palla da parte del Giovinazzo, che magari deve anche provare ad aumentare la velocità nelle giocate. Sbaglia tutto Tanche, pallone strozzato a fondo campo, torna di capo tra i pali. Onorio non riesce a tenerla nel rettangolo di gioco, un rimbalzo di troppo e torna Di Fonso in campo. 7 minuti esatti ancora di speranza per il Giovinazzo, 7 minuti esatti ancora di sofferenza per la futura, che intende ritornare a sorridere lontano da casa dopo oltre 2 mesi. Di Fonso, Tanche, Di Fonso, Divanei, tiro respinto da Falcone, recuperato da Tanche, ancora Giovinazzo. Di Benedetto,
scambia con Divanei. Di Fonso. Di Benedetto. Divanei. Attenzione, rischia su Falcone. Cutrinielli per Di Benedetto. Dalla distanza centra in pieno Pisetta. Di Fonso per Cutrinielli. Tanché. Non arrivano tagli centrali e si continua a girare da una parte all'altra, seppur con la pazienza che serve per giocare con il quinto di movimento. Cutrinielli dalla distanza si siede sul pallone Parisi. Rimessa Giovinazzo, ma prima c'è il time out chiamato da mister Menini. Cinque minuti e 50 secondi di gioco. Questo è il tempo che ci separa dalla fine del match, con la Cadi avanti 2-0 a Giovinazzo. Divanei, Cutrinielli, Divanei, determinante Pisetta. Cutrinielli all'indietro per Divanei. Di Fonso. Cutrinielli. Di Fonso centralmente apre per Divanei, si muove in maniera armonica la difesa della Cadi Futura. Al momento non ha corso nessun tipo di rischio con la scelta tattica del quinto di movimento da parte degli avversari. Divanei risale di gran carriera. Cutrinielli, servirebbe anche una stoccata delle sue per accorciare quantomeno le distanze e rendere più infuocato, più entusiasmante questo finale di match, che al momento vede saldamente la Cadi condurre con 2 lunghezze di vantaggio. Divanei, Tanchi anticipato, Pisetta a sua volta anticipato da Di Benedetto. Fallo ai danni di Pisetta, prima infrazione della ripresa commessa dal Giovinazzo. Cadu, scucchiare dalle parti di Ficara, forse fallo ai danni di Divanei. L'arbitro ha lasciato proseguire, occhiataccia di Divanei al direttore di gara. Bravo Di Capua a seguire l'andamento dell'azione. Parisi verso Ficara, bravo Di Benedetto di testa ad anticipare l'avversario ed evitare guai maggiori. Onorio alla battuta per il tentativo di Cadu, poi sotto porta si ritrova il pallone tra i piedi Ficara, bravo Di Capua a scipparglielo.
Tanché. E torna Di Fonso, quinto di movimento, eccolo servito. 4 minuti, 2 secondi ancora da giocare. Cutrignelli, Di Fonso, Divanei, Di Fonso, Tanché. Fa girare palla il Giovinazzo. Tanché. Di Fonso. Si va dalle parti di Divanei. Cutrignelli in area di rigore. In spaccata Parisi. Divanei. Verso Tanché, ostacolato da Scopelliti, ancora Di Benedetto, il pallone a fondo campo. Parisi con le mani, rischia l'infrazione di 4 secondi. Pallone che va dalle parti di Di Capua, che ha già servito Divanei per poi lasciare il posto a Di Fonso. Il tempo comincia a essere davvero poco. Di Fonso. Divanei la va a spacca, Giovinazzo che deve alzare anche i tempi nelle giocate con il power play, troppo compassati almeno negli ultimi 2 minuti. Di Fonso in diagonale, pallone fuori. C'è stata deviazione secondo gli arbitri, calcio d'angolo che sta per battere Luca Tanché. Di Fonso, Di Benedetto, Di Fonso non riesce a tenere in campo il pallone. E la faccia di Divanei è la fotografia di un Giovinazzo che non riesce a trovare il bandolo giusto per fare gol. Di Benedetto anticipa Ficara, lottano i due. L'arbitro decide di non decidere. Rimessa laterale in favore del Giovinazzo. Di Fonso, Cutrignelli, Divanei, Di Fonso, Divanei, ancora Di Fonso, sotto porta, Di Benedetto, ancora la palla, rimane lì, rimpallo, Falcone prova e la palla va fuori d'un soffio. Rimane in campo Di Fonso, 2 minuti, 22 secondi ancora da giocare. Erroraccio in fase di impostazione di un Giovinazzo che non sembra avere la mente lucidissima per recuperare questa partita. Parisi alza questo pallone che tocca il tetto del Palapanzini, nuova rimessa a Giovinazzo, nuova occasione con il power play, indicazioni da parte di Menini. Di Fonso, Divanei, Cutrignelli, ancora Divanei, Di Fonso, Tanché, Di Fonso centralmente, Divanei, tiro respinto da Onorio, rimessa a Giovinazzo, 1,56, Divanei, diagonale, c'è Falcone sulla traiettoria. Tanché. Chiuso da Pisetta. Di Benedetto, palla in mezzo, c'è la deviazione di Pisetta. Possesso Giovinazzo. 100 secondi ancora da giocare. Cutrignelli, Divanei e Di Fonso. Ancora Divanei, ancora Di Fonso. Tanché. Tiro deviato, arriva dalle parti di Divanei. Scucchiaiata di testa Nicola Cutrignelli a 1,25 dalla fine, accorcia le distanze, 2-1 Giovinazzo. (18 minuti 35 secondi), arriva di testa il gol del 2-1. Si accende d'improvviso il Palapanzini che crede quantomeno nel pari. Onorio, Pisetta, Parisi,
con l'esterno in avanti. Divanei anticipa l'avversario, ma il pallone è troppo corto. Onorio apre per Cadu, c'è spazio per Onorio, apertura per Pedro Mendes, in scivolata Cutrinielli, calcio d'angolo. Palla in mezzo, arriva Pedro Mendes e la palla termina in gol con Cadu, credo, che ha sbloccato nuovamente il risultato con la terza marcatura della Cadi Futura. Incredibile carambola che ha favorito la Futura e quindi tutto da rifare. Ancora 2 gol di vantaggio per i calabresi a 1 minuto dalla fine del match. Una montagna da scalare per il defender Tanche. Tiro respinto dal piattone di Parisi. Palla in fallo laterale, ma negli ultimi metri della area di rigore del Giovinazzo, e allora bisogna di gran carriera risalire e i secondi scorrono inesorabili. Divanei, Di Fonso, lo scarico per Tanche, arriva Pisetta, l'ultimo tocco è del 51 del Giovinazzo. Parisi in profondità, pallone a fondo campo, 32 secondi ancora da giocare. Divanei, Cutrinielli dalla distanza, pallone alto. Ficara non riesce a controllare il pallone in maniera positiva. Cutrinielli si autolancia, Cutrinielli, spinta di Onorio, fallo del numero 9, ammonizione per Onorio, la quarta nelle fila della Futura, così come 4 sono i falli commessi dai calabresi, ma 15 secondi dalla fine del match è anche giusto per Umberto Onorio sfruttare e sprecare questa infrazione. Di Fonso sul punto di battuta. Divanei, pallone verso Tanche, lo abbranca Parisi che poi calcia verso la porta, il pallone termina in curva. 6 secondi ancora da giocare. Speranze che ormai si affievoliscono inesorabili per il Giovinazzo, che trova con Cutrinielli ancora Parisi grande protagonista in calcio d'angolo. Palla in mezzo di tacco, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo. Il Giovinazzo rimedia la quinta sconfitta stagionale, chiudendo in maniera amara il 2025 con la Cadi Futura che si impone al Palapanzini per 3-1. È tutto qui da Giovinazzo, da parte di Gianluca Valenti un grazie per averci seguito, un augurio di un buon Natale e di un 2026 che possa essere di salute e di serenità per tutti voi e soprattutto all'insegna del futsal. Noi ci ritroveremo con gli impegni di Serie A2 Elite per la 14ª giornata, la prima di ritorno il 10 gennaio con Defender Giovinazzo Itria proprio qui dal Palapanzini, mentre la Cadi Futura andrà in casa dell'Atletico Canicattì. È tutto dal Palapanzini, una buona serata a tutti voi.